Beh, penso che si può iniziare anche un primo giro di risposte, poi sulle città metropolitane e provincia penso sia una cosa sarebbe importante, perché non lo fa nessuno. esatto. Ne discutono sui sede dei Poi palazzi io dico subito sì. così, così Mi sembra che è un tema caldo che troviamo oggi. do un mezzo. No, sul tema della città metropolitana, io appunto, come ricordavi, sono anche consigliere comunale qua circa di maggioranza a Venezia, nel senso che siamo un po' una cosa un po' strana, corpo estraneo che è stato utilissimo per vincere le elezioni, però diciamo poi no, però abbiamo anche provato ad affrontare, abbiamo istituito una commissione particolare sul tema della città metropolitana e devo dire che l'esito che ha avuto la discussione all'interno di questa commissione ha ricostruito la maggioranza che sostiene il governo Monti e anche qualcosina di più, nel senso che praticamente tutte le forze politiche, ad eccetto eccezione fatta per la Federazione della Sinistra, per la mia valutazione, sono assolutamente entusiaste del progetto di città metropolitana, un po' abbagliate dalla ipotesi di fare da assopigliatutto effettivamente come città di Venezia, sia forse un tentativo anche di sovvertire l'esito delle elezioni, diciamo, provinciali di qualche 2 o 3 anni fa, insomma, che appunto, come è noto, hanno visto prevalere il centrodestra per la prima volta dopo 30 anni nella nostra provincia e dicevo, quindi molti si sono lasciati accalappiare da questa ipotesi e da, secondo me, un elemento di fondo che è la profonda voglia di costruire forse economie, ma sicuramente di ridurre lo spazio di agibilità e di discussione democratica. E su questo io ho espresso in tutti i luoghi la massima contrarietà, cioè se città metropolitana deve essere, cioè se si deve riformare la modalità di governo del territorio, quindi insomma anche mettere mano a quelle che sono le province che in molti casi vengono vissute come enti inutili, tra virgolette, io credo che la domanda non sia come risparmio, ma come garantisco agibilità democratica e magari anche attraverso questa un risparmio. Allora tutti si concentrano sul tema del taglio dei costi della politica, che in realtà sarà una cosa abbastanza irrisoria, insomma. E quindi dicono bene, tagliamo la provincia, facciamo la città metropolitana. Nessuno si è mai chiesto fino ad oggi in che modo verrà governato questo ente. I più informati mi dicono che sarà sostanzialmente un ente che per forza chi vive appunto nei territori che hai citato, nel Portogruarese, a Chioggia, piuttosto che in altre realtà, vedrà come una minaccia alla propria qualità della vita, perché appunto ci si chiede sempre come tagliare, mai come aumentare il livello di guardia democratico. Noi saremmo per fare l'esatto contrario, noi siamo per incentivare la partecipazione dei territori, per magari cambiare anche i canoni di vita, diciamo, nelle istituzioni, per sostituire, diciamo, anche, anzi per aggiungere il ruolo, per creare il ruolo alle comunità locali attraverso percorsi di partecipazione che sono anche sperimentati in giro per il mondo. Magari insomma sapremmo anche dove andare a trovare quelle economie che servono, cioè le province che oggi sono tanto vituperate, effettivamente in alcuni casi sono dei corpi abbastanza misteriosi, diciamo. Però nessuno si chiede mai com'è che potrebbero funzionare le province se per esempio noi all'interno delle province, con i loro consigli, con le loro dinamiche democratiche, inserissimo per esempio le competenze dei consorzi di bonifica, che quelli sì sono dei carrozzoni clientelari in cui si mettono sostanzialmente i trombati delle ultime elezioni regionali, o perché noi discutiamo, andrà in discussione in queste ore in Consiglio regionale, la modifica delle ATER, e propongono sostanzialmente di togliere i consigli di amministrazione e sostituirli con un amministratore unico che verrà, uno per ATER naturalmente, che verrà pagato a seconda della gravosità del suo incarico. Allora dico, perché noi ci accaniamo, cioè anzi loro si accaniscono sulla democrazia e non si accaniscono mai
sui reali costi della politica. Perché per esempio nel caso delle ATER le competenze non le trasferiamo alle province, ai consorzi comuni, e quindi diamo magari attraverso il coinvolgimento delle comunità, dei sindacati, dell'associazione degli inquilini, anche una gestione un pochino più efficiente a queste cose. Io credo che sia effettivamente per questo, perché in questo nostro paese la democrazia, il dibattito libero dà fastidio a chi conduce diciamo, la macchina, ecco. Quindi da questo punto di vista, non perché appunto ma voglio dire, come partito noi anche a Venezia, dove magari qualche interesse a fare la città metropolitana in questo senso ci sarà, noi esprimeremo insomma una posizione contraria proprio per questi motivi.